Un protocollo d'intesa è stato firmato oggi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di genere tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della FIPE, Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e il gruppo Donne Imprenditrici FIPE, Confcommercio. Presenti all'evento anche le associazioni che si occupano di violenza alle donne, i service club, le scolaresche agrigentine, oltre che il prefetto e i rappresentanti delle autorità militari. Ha moderato l'evento il giornalista Margherita Trupiano nella sua qualità anche di presidente del Soroptimist. Questa è un'iniziativa sulla sicurezza contro la violenza di genere. Gli obiettivi sono tanti: cercare di cambiare la realtà che ci circonda, perché ogni giorno comunque sentiamo parlare di violenza sulle donne e noi oggi vogliamo portare avanti il nostro progetto che vede i pubblici esercizi come presidi contro la violenza di genere, quindi fare in modo che i pubblici esercizi diventino luoghi sicuri per tutte le donne. È un altro tassello che si aggiunge alla rete di comunicazione, di sensibilizzazione anche di categorie che possono sembrare a prima vista fuori dal tema, ma questo è un tema purtroppo, ahimè, talmente attuale, trasversale anche da un punto di vista geografico, ma diciamo anche di categorie economiche e sociali, che quindi l'allargamento degli orizzonti e quindi del coinvolgimento anche di categorie particolari, specifiche, che è quello che è stato fatto con questo protocollo nazionale che oggi viene presentato qui, credo che sia un ulteriore elemento che depone bene in questa grande battaglia, perché questa è una battaglia contro questo fenomeno che è duro, è veramente duro da estirpare. Il progetto nasce ascoltando proprio le donne che vivono i pubblici esercizi e che ogni giorno svolgono un ruolo sociale, come tutti i pubblici esercizi, di accoglimento di quella che è il racconto della vita quotidiana che è in strada. E non abbiamo fatto altro che pensare di poter mettere a servizio delle istituzioni e delle forze di controllo e di sicurezza sul territorio, come la Polizia di Stato ma anche tutte le altre, per poter mettere a disposizione il nostro senso di accoglienza e poter collaborare per formarci ed informarci, per poter essere sensibili come sentinelle del territorio per intercettare qualsiasi tipo di violenza di genere che possa nascere o in strada o anche all'interno di un pubblico esercizio. I nostri pubblici esercizi sono sicuri assolutamente, però sappiamo quanto è delicato il passaggio che poi può portare ad altro. Per cui questa intesa con la Polizia di Stato è un progetto per adesso pilota su 20 città, tra queste 20 città è presente anche Agrigento, per poi sperare di diffonderlo a macchia d'olio in ogni comune d'Italia. Un protocollo d'intesa che ha fatto la Polizia di Stato con l'associazione FIPE è molto importante perché entrambe hanno l'obiettivo di divulgare la parità di genere, la cultura della parità di genere, praticamente per evitare quelle violenze che vengono perpetrate quotidianamente a danno delle donne, vittime spesso inconsapevoli anche nelle relazioni familiari. E voi in questo caso fate un'azione molto di presenza nel territorio verso il contrasto di queste violenze? È importante fare rete perché il territorio è fatto da tanti attori sociali, è importante che tutti intervengano affinché aiutino le istituzioni, quale anche la Polizia di Stato, a poter far luce rispetto ai tunnel in cui si sono inserite certe donne in una spirale di violenza. Il legislatore ha fatto tanto, ma è importante poi che sul territorio siano gli attori a fare scudo, a farsi forte, cercando di avere un obiettivo comune per diffondere la cultura della uguaglianza di genere. È un'iniziativa davvero importantissima, soprattutto in un momento in cui si sta parlando e se ne sta attenzionando a livello mediatico, ahimè, per fatti negativi, un problema che appunto è la violenza e la violenza di genere in particolare. Con la FIPE nazionale, da questo punto di vista, che nella grande famiglia di Confcommercio ha avuto la grande capacità di arrivare a questo tipo di accordo di protocollo con la Polizia di Stato, che mira a prevenire, come si vuol dire, meglio che meglio di curare, che purtroppo a volte non è sempre cosa che avviene.
e quindi questo genere di lavoro va fatto in prevenzione, informazione con tutti quelli che sono gli associati FIPE, ma allargheremo anche questa iniziativa a chi associato non lo è, magari portandolo all'interno della famiglia Confcommercio.